È un premio che mette in risalto aspetti nascosti dei personaggi scelti. Così l'edizione 2010 del premio Antonio Gusso di Caorle ci fa scoprire l'amore per il mare dello scrittore e scultore montanaro Mauro Corona. Per lui mare e montagna non sono poi così diversi. Il mare penso sia una montagna coricata, una montagna che dorme, e la montagna è un oceano verticale e le avventure che si possono incontrare sulla montagna lo si possono incontrare sul mare, un navigatore solitario, una nuotata, cioè non c'è differenza. Cambia la materia da liquida a solida, ma differenza di emozioni non ce n'è. La particolarità di questo riconoscimento è che viene assegnato ai più affezionati clienti dello storico albergo Sara. Tra questi c'è per l'appunto l'artista di Erto. È stato votato da tutti i clienti, è un amico di vecchia data, e ci conosciamo appunto da molti anni e poi forse anche la televisione ha fatto la sua parte per renderlo pubblico in maniera giusta. Un legame simbolicamente rappresentato dal premio, un quadro coi nodi marinari, fra i quali non poteva mancare il nodo Corona. E durante la serata di gala, Mauro Corona si è intrattenuto coi commensali senza tante formalità, secondo il suo spirito aggressivo e malinconico allo stesso tempo. Lo scrittore ha appena compiuto 60 anni e un po' questo gli pesa. Non mi pesano fisicamente e sono anche fortunato di essere arrivato a 60, però sento che sono entrato nella categoria anziani. Questo insomma mi fa un po' riflettere e fare meno errori, ecco. In onore del premiato anche il menù ha esaltato il connubio mari e monti, con scampi, funghi porcini e naturalmente buon vino.